Cari concittadini, speravo di non dover più fare comunicazioni riguardanti i casi di contagio per il Covid, ma proprio quando sembrava che tutto procedesse per il meglio, sono qui a comunicarvi che il nostro comune rischia il lockdown. Non usa mezzi termini il primo cittadino di altissimo comune di 2138 anime nella Valle del Chiampo che via social avverte a pochi giorni dal ritorno in fascia gialla del propagarsi del contagio da Covid sul territorio. Ad oggi abbiamo un alto numero di persone positive al Covid-19. 21 sono i positivi e una quarantina sono in isolamento. Ed è inevitabile che il numero continuerà a salire nei prossimi giorni. Un focolaio che rischia di scatenare reazioni a catena, festini, ritrovi, ma anche le prove di un matrimonio con tanto di coro, il tutto senza quelle protezioni fondamentali, comportamenti che amareggiano e il sindaco è pronto ad agire se necessario. Duole dirlo, ma la causa di tutto ciò è stata la leggerezza con la quale gruppi di amici e parenti hanno vissuto in aggregazione momenti di intrattenimento che sappiano essere in questi mesi assolutamente vietati. Mi raccomando, non mi costringete a prendere dei provvedimenti ancorché più restrittivi, atti a tenere sotto controllo la situazione affinché non degeneri.